Capo 13. In quel giorno Gesù venendo fuori de casa e si assentava sulla riva del mar. E se che ingrumà attorno de una gran fraca de popolo, tanto che la credesto de montar su una barca e a de sentarse. E tutta quella gente s'affermà sulla riva. E gatacca discorso coeuri de tante cose in sergo, che vuol dir code parabole, dicendo: ecco che un ortoan zendà a semenar. E col geladrio buttar de qua e de a e semense, ghe se cascà dei peseghetti de ongo sua strada, e se corsi in botta iosei dell'aria, e se iga becoai. Degli altri peseghetti se cascà in certi oghi che aveva dei sassi, e non che c'era sta gran terra. In botta iga butta fora perché il terren non c'era fondo. Ma cosa va il sol, il ga incandio quei butti, e i sa seccà, perché non aveva ancora fatto e buone raise. Un altro pissego e se ne in mezzo i spini, e i spini se cresui e iga soffega e semense. E finalmente st'altro se cascà sora de una terra buona, e ga fatto frutto de 100 par uno, e de qua de 60, e de a de 30. Chi ga buone rece, me intenda. E coi suoi apostoli che se andaia rente, iga dimandà: per cosa parli stu tico e ori così in sergo, che vuol dir coe parabole? Io rispondendo ga dito: perché a voi altri vese permesso de capire i misteri del regno che se in cielo, ma e ori noi ga sto permesso. Questo che sarà da a chi che savrà adoperarlo puito, e se catarà nuar nell'abbondanza. Ma el che sarà porta via coiu che non gavarà taento de tenirghene conto. Ecco par cose che mi discorre in sergo coiu adoperando le parabole, perché guardando ni vede, ascoltando ni sente e ni capisse. Proprio ori fa che sia vero quel che ga indovina Isaia, sentire quelle vostre rece e non capire neanche una fregua, guardare fisso coi vostri occhi e non vedere niente, neanche una schianta. Se può dir che sto popolo ha un cuor fodra de lardo, e se duro dereccia, e gli occhi sarai tutto perché noi veda coi occhi, noi senta coi rece, noi capissa col cuor, e se converta, e mi guarissa. Ma i vostri occhi se fortunai da veder, e i vostri rece da ascoltar. Vi dico mi in verità, che un buon numero de profeti e un buon numero de giusti ga vuo voglia de veder quello che vede voi altri, e non io ga visto, d'ascoltar quel che ascolté voi altri, e non io ga ascoltà. Senti dunque voi altri a parabola dell'uomo che semena. A tutti quei che ascolta la parola del regno di Dio, e non che bada, che capita il malanno, e che porta via quel che già sta semena in suo cuore. Costuse queo che ricevesto a semenza senza fermarsi sulla strada. Quello che riceve a semenza in mezzo delle piere, è quello che ascolta poi la parola e in botta gli fa aseo con allegria. Ma non ga quello è raise, e ga vita curta. Ecco capite disgrazie e cattiverie degli uomini e calunnie per causa della parola, in botta e si scandalizza. Quello che riceve a semenza tra mezzo i spini, e se quello che ascolta la parola, ma è appressa che se da sto secolo, e a smania di bessi, che orbae, che soffega la parola, e che diventa secca, e roba morta. Ma quello che mette a sua semenza in una terra buona, se può quello che ascolta la parola, che se attien ficcata interamente, e a che dà frutto, e a che rende delle volte il 100 o il 60 o il 30 par uno. Aiori rega può parlare in sergo così con una parabola. Il regno che se in cielo, che someggia a un uomo, che semena nel suo campo una buona semenza. Ma intanto che gli uomini che sonno, che se ne addosso il nemico, e che semena dell'erba cattiva, che se dice cisagna, trameso il gran, e si scampa via. Con l'erba poga da suso, e se capita il tempo di far frutto, s'ha visto dar suso anche a cisagna. E ora i servi del capo, de a casa, i che se andai a rente di mandargli il dito. Signor, non avevo semenate a buona semenza inter vostro campo? E cosa vuol dire che se nata sterba amata? E Ugo ha risposto, oh beh, sarà sta un nemico che avrà fatto venire sta misianza. E i servi ha detto, vuoi che andiamo a curarla? E Ugo ha risposto, non starà a fare sta cosa, perché rancurando Sisagna potrei sì con questa sino al bianca al gran, e a seppur che cresca tutti do, fin al tempo del sumar tutto.
e cosa farà raccolto che dirò ai contadini. Despianté prima de tutta zisagna ighe amassi per brusarla, rancure poi il gran e metterlo in tel mio graner. E gli ha fatto sentire posta altra parabola. Il regno che ghe in cielo ghe someggia a un grande senape, che un uomo gacciapà, e le semena in tel suo campo. E se è più piccinina de tutte le semenze, ma quasi cresua, e se più grande de tutte le erbe e diventa un albero. E fini gli osei dell'aria va a riposar sopra de esso rame. E gha dito anche quest'altra parabola. Il regno che se in cielo e ghe someggia a un tocco de levà, che una donna misia con 3 stara de farina, fino a che ase tutta cresua. Tutte ste cose Gesù gliela dite a quei grumi de gente così in sergo che vuol dir quei parabole, e mai non che parlava ori senza parabole. E voea che se vedesse quello che aveva detto al profeta. Avversire la mia bocca in parabola, scoversirò cose che se stai sconte dal principio del mondo. Allora Gesù manda via il popolo, e se torna a casa. E i suoi apostoli che se ne rente dimandando che gli spiegasse la parabola della zisagna in tel campo. E Uga ha risposto, quello che semena a buona semenza, è il figlio dell'uomo, e il campo è il mondo. E a buona semenza è i fioi del regno, e a zisagna poi è i fioi dell'uomo cattivo. Il nemico che ha semenata è il diavolo. E raccolto è il fin del mondo, e i contadini che sono al gran is gli ansoi. Donca come che se ancora a zisagna e che a se brusa, cusina sarà cosa sarà per finire il secolo. E il figlio dell'uomo manderà soso i suoi ansoi, e torrà via del suo regno tutti i scandali, e pararà via tutti colori che fa baronare. E sarà buttati in tel forno del fuoco, dove che se susti e scricco ardenti. A ora e anime buone, e userà co fa il sole in tel regno del suo pare. Chi ga buon capisa. Dirò un'altra cosa, che è il regno che è in cielo, e che someggia a un tesoro sconto in un campo. Un uomo ora catà sto tesoro, e ora sconto. E tutto a egro e va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. È il regno che è in cielo, e che someggia può anche a un mercante, che va in cerca de perle buone. E colga catà una perla preziosa che costa ad essi, e il core, e vende tutto quello che ha e la compra. E anche il che someggia il regno che è in cielo a una rete buttata in mar, che ciappa tanta sorte de pesci. Quasi è stata ben piena, i pescatori tirandola fuori e mettendosi a sentarsi sui sabbioni, i cernisse i pesci buoni e i mette dentro dei canestri e i butta via i cattivi. Cusina sarà cosa al fin dei secoli. Venirà gli ansoi e i baroni sarà tenuti separati da anime buone, e sarà buttati in te a fornasa de fuoco, dove che se susti e che scricco ai denti. Che avevo capito voi altri tutte ste cose? Signor sì, gli ha risposto. E Uga torna a dire, per questo un scriba che abbia imparato cosa che è il regno del cielo, che sommeggerà un pare de fameggia, che cava fuori dalla sua dispensa roba nuova e roba usa. Co Gesù che finì ste parabole, e se andò via da Dea. E tornò al suo paese e insegnava in te sue sinagoghe, e tutti restava maraveggiai e diceva, come mai Gai costui tanto saver e può far tanti miracoli? Non sei il figlio di un artesan? Suo mare no è quella che si chiama Maria. I suoi fratelli non è quei che ha nome Giacomo, Isepo, Simon e Giuda. E non è con noi altri tutte le sue sorelle. Dove dunque che sei venuto a costù tutte ste gran cose? E tutti restava Deus scandaisai. Ma Gesù ha detto a Eori, un profeta non è senza nome che ne a sua patria e in casa sua. E ha fatto qua pochi miracoli, per ragion che c'era incredui.